cosina. Hello! Mamma mia, da quanto tempo che non ci facciamo una bella ricettina da sballo, vabbè, dal periodo di Natale comunque. Buongiorno a tutti quanti da Paolo Orlando delle Garage Mare Viaggi per quanto riguarda il canale Ricette da Sballo. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale Telegarage Mare Viaggi, che ci divertiamo e poi ci sono molti consigli per creare dei viaggi che sono alla portata di tutti, quindi non vi fossilizzate solo con lo stress politico italiano, esorcizzate con un bel viaggio. Allora ragazzi, oggi faremo qualcosa che diciamo che andremo a comporre noi. L'unica cosa che noi andremo a cucinare saranno i poireaux, che li farò tramite le formette e creerò i poireaux, che sarebbero i porri, e creerò quindi questi poireaux con un cuore all'interno di aringhe e pomodorini freschi. Però questo qua accompagnato con delle patate bollite alla crema olandese, accompagneranno tutte e due cose il salmone. Perché? Perché il salmone qui a Parigi è molto caro. Adesso vi voglio leggere qualcosina. Stamattina ho comprato il salmone, stiamo provando questa nuova casa. Normalmente io vado da Dallo Wagyu, ma questa qua, la Autour Sumo, è da provare. Allora vi leggo alcuni prezzi, parliamo logicamente di chili. Allora, saumon fumé à chaud caldo, fatto logicamente a fette, 80 euro a culo, 80 euro a culo, 80 euro a chilo. Poi il Novesien 92, l'irlandese a 105. Io ho preso logicamente quello più costoso, che rappresenterebbe il saumon fumé sauvage. Sono due qualità, logicamente ho preso 250 grammi più 250 grammi, mezzo chilo, e questa qualità che viene a costare praticamente la modica cifra di 109 euro al chilo. Poi logicamente ha anche il suo caviale, quindi cose, cioè pensare 30 grammi di caviar Beluga Royal, 252 euro 30 grammi, cioè vale a dire al chilo quanto costa? 125 grammi 1050 euro, 125 grammi, quindi un chilo 250 grammi, 1050 per 10 sono 10.000, no, 10.005, 1050 per 10 sono 10.005. Allora aspetta, allora 1050 euro, fatemi il calcolo, poi dopo lo facciamo. 1050 euro per un, mamma, 1050 euro 125 grammi, questo è proprio pazzo. Comunque io l'ho trovata la soddisfazione di mangiare al caviale, quindi lo troverete qua sulle ricette da sballo. Allora, quindi faremo questi piatti, quindi vi ho detto, l'unica cosa che noi andremo a cucinare saranno il porro e le patate, che adesso praticamente cucino. Voilà, quindi logicamente che cucino faremo un po' di cose sfiziose oggi. Allora, quindi il porro, che ve lo faccio vedere, poi ci sta la patata che andremo adesso a cuocere con la vaporiera. Allora, possibilmente il porro rimanete lo più lungo possibile, quindi per giù questa grandezza. Logicamente ne faremo 2, 3, voilà, 2, voilà, 3, va,
3 credo che ce la facciamo, quindi faremo questi 3 porri e andremo a cuocere insieme alle patate nella cosa a vapore qua. Allora in questo caso qua 55 minuti sono sufficienti con il vapore a 100 gradi. Adesso vi volevo far vedere il salmone però. Voilà. Allora al salmone noi accompagneremo con praticamente i blinis, non so come si dice, che sarebbe questo, i blini sarebbero delle cose tipo crepe fatte, sono buone comunque, fatte con la farina, cose, si riscaldano un po', poi accompagneremo con della creme fresh. Poi ho trovato la ventresca, 14 euro la ventresca. Poi metteremo questi pomodorini che sono ripieni di tonno, bonito del nord, boh, ripieni di tonno, spero di sì, vabbè, dopo vediamo. Poi questo pane che è un pane nero, pane integrale, le citron, e quindi poi il piatto forte che rappresenterebbe il salmone, dove ho preso 2 qualità differenti. Questo è come l'oro, ragazzi, cioè dando la pena fare qualcosa che sia di spizioso. Ah, l'ha separati pure, ha messo anche la bandiera. Oh. Guardate qua, guardate che bello colore sta nel suo salmone. Voilà, bello ragazzi. Allora questo qua è una qualità, 250 grammi qua, e questo qua vedete che è un colore un po' più che è diverso, bello ragazzi. Quindi oggi ci arregaliamo questa roba qua. Allora, e quindi a più tardi, che diciamo che componiamo direttamente, no? È inutile che vi faccio vedere gli altri ingredienti, un po' di prezzemolo, un po' di pomodorini, ve lo dico io stesso là per là, comunque non è necessario diciamo mettere tutti gli ingredienti sulla tavola, che comunque è un piatto che voi potete fare benissimo per fare degli antipasti, non è necessario, potete fare degli antipasti. Allora questo è diciamo che è un antipasto, però in fin dei conti poi è un vero pranzo, perché per quello che costa è un pranzo. Allora ragazzi, quindi a più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Continuiamo la puntata che vi faccio vedere come compongo il piatto. La crema olandese, ho preso questa qua della Knorr, crema olandese au jus de citron, quindi l'andremo a provare, poi se ne chiave alla casserola. La devo riscaldare. Non è possibile salare. La devo riscaldare. Buono a sapere. Vabbè, allora a tutte l'heure, mon chéri, a tutte l'heure. Voilà, allora ragazzi, mentre finiscono le cotture dei poireaux, allora ho pensato di fare un po' di asparagi. Aspettate, per elegante. Voilà. Allora ho pensato di fare un po' di asparagi, cottura 7 minuti, dopo l'ebollizione dell'acqua mettete gli asparagi 7 minuti massimo, qualsiasi esso siano la grandezza. L'asparago è come la pasta, deve essere al dente. Poi un po' di carotine, poi facciamo questo misto di sardine con delle olive, pomodorini ciliegina. Poi metteremo dei carciofi sott'olio, dei pomodorini con il tonno, e
quindi adesso è quasi, diciamo, pronto tutto. Allora, per tutti questi piatti ci andrà il prezzemolo. Quindi il prezzemolo tagliatelo, diciamo, una buona quantità, perché ne metteremo un po' di qui, voilà, sulle carote, automaticamente anche sulle carote, quindi andremo a condire con olio. Poi per quanto riguarda, magari prendete un bel tomato cod buff, quindi cuore di bue, che sono buonissimi, li potete fare all'insalata, che li faremo con il basilico. Allora, qui mettiamo un po', giusto un poco di sale, pure qua, sulle carotine, voilà. L'olio, in questo caso qua non lo mettiamo, perché sta anche l'olio delle sardine, altrimenti diventa tutto. Un po' di olio sulle carotine, andiamo praticamente a mischiare il tutto, noi insieme, ogni cosa deve essere mischiata a piacimento, deve essere mischiata con il cucchiaio. Quindi facciamo un bel mélange qua. Questo qua servirà per fare il ripieno del poireau, quindi del porro. Fate pure più piccolo possibile. Quindi mischiate. Voilà. Poi andremo a fare le carotine con altre posate, altrimenti si mischiano i sapori, mi raccomando. Quindi prendiamo le nostre carotine e incominciamo a miscelare. E quindi adesso vi faccio vedere gli altri ingredienti. Mettiamo la nostra crema olandese, che facciamo cuocere, come dice qua, per 3-4 minuti. Assicuratevi sempre l'odore deve essere non acido. Voilà. No. Aggiungeremo anche un po' di persil, un po' di prezzemolo. Non c'è bisogno di aggiungere il sale e facciamo riscaldare per 3-4 minuti a fuoco basso. Nel frattempo prendiamo le patate. Voilà. Allora, quindi prendiamo le patate, praticamente le priviamo della buccia. Voilà. Allora, arrivato il momento del porro, voi lo aprite così, lo spilate praticamente in questo modo, ok? Tutto.
Voilà. Adesso prepareremo gli involtini. Allora, prepariamo il primo, che il primo sarà semplice. Il primo sarà semplice perché a Elio piace semplice, quindi andremo a mettere il nostro tortino al centro del piatto, poi inseriamo così voilà. Al centro inseriamo dei pomodorini tagliati freschi, ok, un poco di prezzemolo, poi un poco di sale, anche sui lati, un po' di olio extravergine d'oliva, ma giusto pochissimo, giusto un cucchiaino, un filino. Chiudiamo il tutto, anzi mettiamo un altro po' di porro sopra, chiudiamo il tutto. Andiamo ad asciugare un po' i laterali del piatto. Voilà, prendiamo la pressa e pressiamo. E voilà! Allora adesso metteremo 2 asparagi sopra, immaginate più carini, dopo però lo facciamo alla fine. Allora mettiamo un po' di carotine nei laterali, andremo a mettere un po' di carciofini,
andiamo a mettere un asparago così, voilà, e quindi poi aggiungeremo adesso le nostre patate così a naturale. Dove andremo a mettere sopra la crema olandese. Voilà. Giusto un po' qua, dei puntini tonno torno, giusto un po' di prezzemolo, voilà. Allora, il primo piatto è completato, adesso ve lo faccio vedere finito con tutto il resto. Commence à préparer plateau pour Lilou, un peu de bread ici grillé. Allora, quindi questa qua rappresenterebbe la preparazione poi dell'altro, che sarebbe il mio. Andiamo a mettere quindi il nostro mischio di sardine. You prepare the bread come ça, huh? Ah, this one. Yes. Two? Two, three, two. Ok, allora chiudiamo. E pressiamo. Voilà. Puliamo un po' il piatto. Avete mai visto il film Chef? Ve lo consiglio di vederlo perché con Jean Reno, che è qualcosa di straordinario e divertentissimo. Quindi per chi è appassionato di cucina, beh, insomma,
Oh no, oh no, ma lo faccio arrezzare. Questo è lavoro, potete? Allora, a me ci mettiamo dei pomodorini sopra farciti con tonno. Voilà, carciofini, voilà, le carote, voilà, mettiamo anche un po' sopra qui. E qua facciamo le patate con la crema olandese. Voilà, quindi la crema olandese sopra. Una meraviglia sta crema olandese. Gli asparagi. Voilà. E adesso prepariamo il tonno, il salmone. Questo non lo faccio perché è parecchio troppo. Quindi prepariamo il salmone e vi faccio vedere il salmone preparato. A tutte le mosce. Allora ragazzi, ecco le due qualità di salmone. Ne abbiamo fatto una bella fetta con un'altra bella fetta a fianco, quindi per due. E poi abbiamo fatto questo misto da aggregare vicino al salmone. Allora, volendo, sul salmone potete mettere la crema olandese, che io non metterò, oppure potete mettere la panna, ma non mettete mai il limone. Il limone distrugge il sapore del salmone, quindi attenzione a non mettere mai il limone sul salmone, altrimenti mangiate il salmone secco con un servandino. Allora il pane l'ha portato. Allora ragazzi, grazie a tutti, ciao ciao a tutti, buon appetito da Paolo Lano delle Garage Mare Viaggio.